L'ospite della domenica è Carlo Auteri, grazie e benvenuto. Grazie. Carlo Auteri è produttore degli spettacoli del Teatro ABC di Catania insieme con Mario Fraello e anche direttore artistico dello storico teatro Angelo Musco di Catania. Complimenti. E da poco pure deputato regionale, ne parleremo fra un momento. Allora, una stagione, quella dell'ABC, ricchissima che ci aspetta. Vogliamo cominciare ad accennare qualche spettacolo importante? La stagione del Teatro ABC apre con un capolavoro verghiano che è La Roba, con Enrico Guarneri, questo attore straordinario che ormai da anni ci accompagna, apre le stagioni importanti del Teatro ABC e chiude le stagioni del Teatro ABC come Beniamino Catanese, del Teatro Catanese, e a seguire dalla Roba ovviamente ci sarà un altro spettacolo con un bravissimo attore comico italiano che è Biagio Izzo, sì. che ormai è diventato il Teatro ABC la casa naturale siciliana per Biagio. C'è questo slogan bellissimo, l'improvvisazione è un trucco da salotto. Da salotto, ma è bellissima. Bellissima. Questa è una bellissima grafica della nostra dottoressa Antonella Pizzetti, che è uno studio di grafica romano che ci segue anche al Teatro Quirino di Roma, perché vorrei farti partecipe del fatto che noi siamo anche presenti al Teatro Quirino di Roma. Quindi il Teatro ABC di Catania, che è legato al Teatro Quirino di Roma, che è uno dei teatri più importanti d'Italia, e assieme poi al circuito teatrale che abbiamo in Sicilia, perché in Sicilia abbiamo altri 13 teatri che gestiamo, anche perché tantissimi anni fa abbiamo strutturato il circuito in Regione Sicilia, dove le compagnie possono arrivare in Sicilia, possono circuitare in Sicilia. Questo ci dà la possibilità di dare garanzia, di dare qualità e di intavolare discorsi artistici, commerciali con l'Italia. Questo vuol dire essere imprenditore culturale, perché è un'attività che uno dice come imprenditore culturale. Ma l'imprenditore culturale, tu mi insegni che la cultura è la parte più, forse qualcuno un pochettino la sottovaluta, ecco, ma la cultura dà da mangiare a tantissimi padri di famiglia, è una parte importante dell'economia italiana. Poi è una ricchezza che per l'Italia, in Italia di che cosa dobbiamo parlare se non in primis di cultura? In Sicilia poi non ne Sicilia parliamo, abbiamo appena citato Verga. Senti, però posso chiederti che impressione tu hai dei giovani? Perché io sono rimasto impressionato l'altro giorno, una piccola cosa, ma sai queste corse dei cavalli clandestini che si fa? Vabbè. A un certo punto però ho visto che c'erano tanti ragazzi, è una cosa piccola, non c'è niente, che avevano la maglietta di un giovane purtroppo morto camorrista napoletano. Cioè, ma sta prendendo piede questa sottocultura? Ma la sottocultura nasce anche dal prodotto televisivo che noi mandiamo. Perché i prodotti televisivi che noi abbiamo mandato negli ultimi anni, il capo dei capi, il capo di quello, il capo dell'altro, il capo di tutto, e questo non è un'educazione civica importante. Sì, perché anche su quello è stata fatta una fiction, hai ragione tu. Perché diventa, come dire, un punto come il messaggio, poi se il messaggio lo prendi sull'aspetto storico di quello che è accaduto in Italia, può avere un senso, ma se alcuni giovani lo prendono come un punto di miraggio diventa fanatismo, diventa poi azione degradante per la società, per la società che deve portare. Giustissima osservazione della quale dovremmo tenere conto un po' tutti quelli che facciamo. Ti volevo dire, la programmazione del Teatro ABC negli ultimi anni è stata un pochettino modificata, spostata verso una offerta culturale più giovanile, appunto per questo problema, per cercare di avvicinare il trentenne a teatro, il ventenne a teatro. Quando noi andiamo a programmare in cartellone Mine Vaganti lo programmiamo perché di Ospetec, che è uno dei registi più gettonati del momento, ma è un'operazione culturale che ha visto un enorme successo con Riccardo Scamarcio al cinema, e quindi parli a un pubblico più giovane. Perché la salvezza è quella, abituare il cambio generazionale, portare il trentenne, il ventenne, i progetti che facciamo con le scuole, La Roba di Verga, mandiamoli circolare in tutti gli istituti, perché i ragazzi devono andare a teatro, devono sapere, oltre a studiare, chi sia Verga, chi è Pirandello, chi è Sciascia. E poi c'è De Roberto con i Viceré, con Pippo Battavina. Con Pippo Battavina, questo grande capolavoro che
portato in scena dal grande Turiferro tantissimi anni fa, e che Pippo ora rimette in scena con la regia di Guglielmo Ferro, e che quindi anche del Roberto, che si studia, vederlo in teatro è importante, per i ragazzi è fondamentale. Quindi stiamo facendo un progetto con tutti gli istituti per cercare di fare una programmazione per le scuole. E poi ci sarà Silvio Orlando a febbraio, è vero? Silvio Orlando, che è uno degli attori più premiati in quest'anno. E anche amati. Poi Silvio è una persona straordinaria che fa la vita davanti a sé, un spettacolo particolare, un racconto con dei musicisti ed altro. Benissimo. Senti, parliamo un po' di te, hai un curriculum bellissimo e anche piuttosto originale, perché devo dire, non è che sia in tanti a fare un'attività come la tua. Hai cominciato come attore, come imprenditore? Io ho cominciato frequentando la scuola del Teatro Stabile, frequentavo amici che hanno fatto la storia del teatro a Catania, la famiglia Ferro. Caspita. Io conosco Guglielmo da quando ero piccolino, lo seguivo durante le prove, seguivo il papà in giornate intense di prove, perché era un maniaco del teatro, L'ha della confermato perfezione. Anche Guglielmo, ha raccontato questo qua. Stavamo Proprio ore, 10 ore, 15 ore parlando la battuta, quindi quella è la vera formazione, che ti dà una visione chiara di quello che è il teatro. Ho frequentato il Teatro Stabile nei primi anni fino al 2001 e poi grazie a Guglielmo ho iniziato un percorso di produzioni, abbiamo iniziato fino ad arrivare poi al 2013-2014, quando abbiamo acquisito le quote del Teatro Quirino di Roma, e lì abbiamo creato questo ponte Roma, Catania, Circuito Sicilia e i contatti con l'Italia. E da lì, come dire, un percorso che vede oggi il Teatro ABC di Catania, uno dei teatri più importanti della città. Tra poco diremo anche gli altri spettacoli che potremo andare a vedere, ma contemporaneamente hai la direzione artistica del Teatro Angelo Muscolo di Catania. No, veramente lì non è la mia non è la direzione artistica, non è la mia. Lì abbiamo la direzione artistica, lì è di Francesca Ferro. Ah, ecco. E il tuo ruolo qual è? Il mio ruolo è di produzione e di gestione della proprietà, perché abbiamo invece la notizia che bisogna comunicare alla città è che abbiamo salvato, tra virgolette, questo teatro storico, il Teatro Angelo Musco, dove nasce tutto. L'abbiamo salvato perché dopo la scissione del Teatro Stabile, perché il Teatro Stabile aveva prima il Teatro Verga, il Teatro Verga e il Teatro Musco come secondo teatro. Dopo la decisione di lasciare il Teatro Musco, poi il Teatro Musco ha avuto una serie di problematiche di gestione sbagliate, e che grazie alla proprietà sensibile all'attività teatrale e, come dire, per un senso di appartenenza, di storicità, siamo riusciti a salvare questo teatro, che è una bomboniera, 200 posti, non so se sei venuto a vedere. Sono stato e anche lì apriremo la stagione il 27 di ottobre con uno dei beniamini anche catanese, che è Gino Astorina, perché lì c'è un cartellone dove ho cercato di mettere tutti insieme queste figure popolari della città, bravissimi attori, da Gino Astorina, da Giuseppe Castiglia, da Totò e Totino, da Edoardo Saitta, che non è una cosa facile con gli artisti. Aspetta, hai un'attività, come dire, incessante. Ogni artista poi vive di luce propria, vuole vivere fuori. Ho fatto capire che... Parliamo un po' degli artisti, dai. Ogni artista vorrebbe una vetrina tutta per sé, e quindi Castiglia dovrebbe fare una stagione tutta sua, Edoardo Saitta tutta sua, invece ho fatto capire... Il più simpatico, il più alla mano. Gino Astorina, che è come dire, una persona straordinaria, e quindi gli ho fatto capire che quando si programma bisogna parlare di progetti. Il progetto artistico, se funziona, vince il progetto e vince la città. Certo. E tra le donne, le attrici, chi è che spicca secondo te? Ma c'è Francesca, oltre a fare la direzione artistica, è anche una bravissima attrice, figlia d'arte, anche lei figlia delle grandi Turi, sorella di Guglielmo, e lì abbiamo, come dire, intavolato nuovamente rapporti con le attrici storiche che erano del Teatro Stabile di Catania, ormai un po' messe da parte, però noi abbiamo cercato anche lì di riprendere Carmela Buffa Calleo, che è una delle attrici straordinarie, abbiamo Elisa Franco, ne abbiamo tantissime. Che bello questo ricucire. Perché c'è stato un momento storico dove c'è stato questo scollamento, dove tutti quelli che avevano, come dire, partecipato
al successo di un teatro stabile come quello nostro di glorioso, Catania, glorioso, famosissimo, importante in tutta Italia. Poi c'è stata una piccola pausa storica che ha messo, tra virgolette, da parte chi aveva partecipato in prima battuta. Poi, a questo ultimamente, complice il Covid, naturalmente, che ha reso le cose ancora più difficili, se possibile. No? Un anno e mezzo di veramente di tragedie, di difficoltà, di abbandono. Perché non c'è cosa più triste quando tu dedichi la tua vita a svolgere la tua attività e chi di dovere, che dovrebbe in quei momenti difficili sostenerti. Io ricordo ancora una frase che mi è rimasta impressa nella testa e penso che non la dimenticherò mai per tutta la mia vita. Una frase del Presidente del Consiglio quando disse: poi per quelli che ci fanno ridere ci penseremo dopo. Questa cosa io non sono riuscito a dormire per 4 giorni perché stavo diventando pazzo nel pensare che tantissimi padri di famiglia, tecnici, macchinisti, operatori di settore, scenografi, attori, siparisti, direttori di scena, un mondo fosse considerato quelli che ci fanno ridere. Quelli che ci fanno ridere, che attori, come si può pensare guardando attori come Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, ma Silvio Orlando, Biagio Izzo, che sono la colonna culturale del nostro paese. Si può dire quelli che ci fanno ridere, penso che sia una frase un po' davvero triste. Senti, in tutto questo sei riuscito con grande, devo dire, piglio, a essere eletto deputato regionale. Complimenti e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Com'è andata? È andata perché io per un rapporto, e colgo l'occasione anche per ringraziare un mio carissimo amico che è Maglio Messina, l'attuale assessore al turismo, persona meravigliosa, che un pomeriggio mi disse: Carlo, ho pensato che la provincia di Siracusa potesse esprimere un deputato a sostegno della nostra categoria, per parlare di turismo, per parlare di spettacolo, per parlare di tutti i beni culturali che ci sono in provincia. Non abbiamo mai avuto un rappresentante che poi nella vita svolge attività di questo genere. Te la senti di attivare di attivare questa sfida? Ho detto, proviamoci. E siamo stati premiati perché abbiamo fatto il lavoro, abbiamo parlato alla gente, abbiamo parlato del progetto politico. La gente ha bisogno ormai di ascoltare, ma soprattutto di avere un punto di riferimento, perché la politica ha perso negli anni pezzi e credibilità perché la gente non ha avuto mai un punto di riferimento. Poi nella vita non tutti i problemi si possono risolvere, magari su 5 problemi 3 li puoi risolvere, 2 non riesci a risolverli, però la gente ha bisogno di avere un punto di riferimento, ha bisogno di interloquire con qualcuno. Perché non può essere tutto liquido con mail. Perché la gente ha bisogno proprio del contatto fisico. L'attività che si faceva tantissimi anni fa nei partiti. Tu mi insegni che i grandi partiti, il Partito Comunista, il Movimento Sociale, la Democrazia Cristiana, c'erano i partiti, le segreterie, si parlavano, si incontravano le persone, si incontravano i responsabili di settore, le varie categorie. La gente ha bisogno di incontrarti, di parlare. E questo sei riuscito a farlo malgrado la tua attività? Malgrado la mia, io ho fatto un mese di giugno, luglio, agosto, che non ti dico, poi abbiamo avuto una stagione, forse non avevamo una stagione così calda da 10 anni, quindi in giro a 50-40 gradi. Poi rischiavamo anche, perché nel periodo di agosto andare a cercare il consenso rischia di disturbare le persone che dopo un anno di lavoro si vogliono riposare. Può finire anche al contrario, perdi il consenso. Invece nel tuo caso è andato più che bene, complimenti e buon lavoro. Allora, torniamo a teatro, appuntamenti che ci saranno all'ABC prossimamente. Allora, qui me ne vengono in mente alcuni, leggendo. Giuliana De Sio, che meraviglia! Giuliana De Sio, che è un'altra meravigliosa attrice, che è la signora del martedì. Quindi la stagione apre a novembre, inauguriamo con La roba di Verga, segue I Tartassati con Biagio Izzo, alla fine novembre, primi di dicembre, poi ci sarà questo capolavoro di De Roberto e Viceré col maestro Pippo Pattavina, e da gennaio apriamo con il primo spettacolo, Mine Vaganti, con Francesco Pannofino, con la regia di Ospetek.
poi segue Silvio Orlando, poi segue un'altra bravissima attrice, Lunetta Savino. Tutta a memoria, Sì, vai avanti, vai. Lunetta Savino, ci sarà poi Gianna, quindi parlavamo Mine Vacanti, poi ci sarà Lunetta Savino, La madre. La madre, che è una commedia francese, poi Lunetta Savino è una signora del amatissima. teatro italiano, del Certo. cinema italiano. Certo. Silvio Orlando l'abbiamo detto, poi ci sarà Ambra con Il Nodo nel mese di marzo, un altro spettacolo particolare perché parla del bullismo all'interno della scuola. Caspita, tema di grande attualità. Tema di grande attualità, Ambra bravissima, e quindi poi abbiamo detto Lunetta Savino, poi ritorneremo alla commedia un po' comica col maestro Guarneri con Non è vero ma ci credo di De Filippo, questo. perché lui poi chiude una commedia, come dire... Questo è De Filippo. De Filippo. Non è vero ma ci credo, poi chiudiamo sempre con la comicità, perché la comicità poi porta speranza, porta armonia, e quest'anno per la prima volta, per esigenze di calendario, per esigenze di tournée, chiude la stagione, anziché Guarneri, chiude con Perfetti Sconosciuti, questo film meraviglioso con la regia di Genovese, con Francesco Calabrese. Sì, il film è bellissimo, ma è diventato anche un... Ma il film, la struttura del film è la stessa struttura di una commedia. La struttura di una commedia. Perché è un tavolo dove si riuniscono con i telefonini che Senti, ma da allora la situazione è nettamente peggiorata, direi. Allora erano i messaggini, adesso è l'inferno. Cioè adesso è l'inferno. Con la produzione del Teatro Ambra Iovinelli, che tu conosci benissimo, è romano, certo, con Marco Balsamo, la direzione artistica di Marco Balsamo, e chiudiamo quindi con questa commedia che ha avuto un successo, Perfetti Sconosciuti, enorme. È davvero. E lì sicuramente prendete il pubblico anche giovanile. Ecco, l'operazione di Mine Vacanti per portare il pubblico più giovane, l'operazione di Perfetti Sconosciuti, anche Ambra, diciamo, che è un'attrice che... amata dal pubblico giovanile. Ma non solo. Senti, e Paolo Calabresi che fa? Questo mi incuriosisce. Paolo Calabresi fa la parte che faceva Giallini, che era, come dire, il padrone di casa che poi chiama gli amici per quella cena, e da quella cena, che doveva essere un ritrovarsi tra amici, con quel gioco dei telefonini succede la tragedia. Perché poi si scoprono tresche e anche, come dire, picci imbrogli, come si dice a Roma. È vero, bellissimo. Io penso che sia una stagione che parli al pubblico giovanile, che parli al pubblico meno giovane, però abbiamo un riscontro al botteghino meraviglioso, cioè abbiamo veramente superato i 4.000 abbonati. Abbonamenti, 4.000 abbiamo superato i 4.000 abbonati, e penso che fra qualche giorno chiuderemo la campagna abbonamenti per dare la possibilità al pubblico anche di venire a vedere gli spettacoli singoli con il biglietto, perché se no non c'è posto, altrimenti non c'è posto. Questo, come dire, per un post-Covid, per una ripartenza, penso che è un successone. Devo dire la verità che anche al Teatro Musco la campagna abbonamenti va benissimo, siamo anche lì vicino, ringraziando il nostro Dio, al quasi sold out. Anche lì fra 3-4 giorni chiuderemo la campagna abbonamenti per dare la possibilità magari di comprare il biglietto singolo, e perché per un trucco di mestiere bisogna sempre lasciare un po' di spazio, perché il pubblico deve girare, deve ruotare. Questo trucchi di... Giusto. Senti, ma questo interesse per il teatro in una città di grande tradizione e cultura come Catania, ma nel resto della regione come va? La regione va benissimo, noi siamo presenti a Ragusa, a Caltanissetta, a Giarre, a Enna, a Marsala, a Trapani, che bello. Ad Augusta, e devo dire la verità che rispondono bene. Augusta va benissimo, Ragusa, che è una città meravigliosa, abbiamo il Teatro 2000 di Ragusa che fa 1.500 posti, e i ragusani avevano voglia di teatro, perché questo teatro era stato chiuso per 10 anni, e quindi abbiamo fatto un'azione assieme all'amministrazione di ammirevole di ripartenza anche dopo il Covid, e quindi la città di Ragusa, poi i ragusani sono meravigliosi, hanno un senso di appartenenza dei propri beni, del proprio territorio. Non lo sapevo questo, cioè? Meraviglioso. Io dico sempre questo, quando per politica sono stato in giro per la provincia di Ragusa, ho detto forse il politico ragusano ama di più il proprio territorio del politico siracusano, perché a Ragusa c'è un'attenzione
e un rispetto per il proprio territorio che è assoluto. Che bello. Intanto salutiamo i ragusani in ascolto. E poi che cosa? Dovremmo imparare anche noi questo, un po' tutti? Un po' tutti, dovremmo avere più rispetto per le nostre cose, anche nel rispetto proprio dell'educazione civica, nei punti cardini dell'educazione civica, che sono anche rispetto per i luoghi, rispetto per i beni, rispetto per anche l'attenzione per l'ambiente, soprattutto vai, è vero? se frequenti, vai a Ragusa Ibla, la città di Ragusa, Marina di Ragusa, vedi quel litorale che è perfetto, pulito, ordinato, piste ciclabili. Allora qualcosa, dico, l'hanno Che meraviglia, fatto. Doppio saluto ai ragusani. Allora. Che, senti, Catania come la trovi cambiata in questi anni? Catania in questi anni vive un po' di disagio perché attualmente non c'è una guida e quindi si attende con ansia una nuova guida, una ripartenza. Catania è una città meravigliosa, straordinaria e deve ricchissima di cultura, come tu testimoni e confermi personalmente. Bellini. Poi abbiamo avuto, devo dire la verità, un'azione politica. Poche volte capita, non lo voglio dire perché io abbia un rapporto personale, perché sia un mio caro amico, ma forse nella storia repubblicana abbiamo avuto per la prima volta un assessore regionale che ha veramente dedicato tanto alla cultura, soprattutto al sostegno della cultura in un momento così difficile. E mi pare che il Teatro Bellini di Catania può essere testimone, perché finalmente abbiamo ottenuto, grazie all'assessore regionale Manlio Messina, una programmazione già definita, il triennio già definito e non ogni anno la precarietà di sapere ma quest'anno programmiamo, l'anno prossimo non programmiamo. Ne abbiamo anche parlato qui in questo studio e c'è proprio la conferma di quello che stai appena dicendo. Perché anche l'arte, anche i teatri hanno bisogno di avere un punto di garanzia nel poter programmare, poter dire noi in questo triennio andremo a fare queste produzioni, andremo a ospitare queste opere. Mi sembra corretto. Complimenti e grazie a Carlo Auteri per essere stato con noi, veramente davvero il tuo successo ci riempie non soltanto di soddisfazione ma anche di grande speranza. Prossimo appuntamento, il primo di tutti questi, ne abbiamo elencati un centinaio. Qual è? Allora, il primo appuntamento al Teatro Angelo Musco è Fiat Voluntas Day con Gino Astorina, che apriremo il 27 ottobre, e al Teatro ABC di Catania il primo appuntamento è il 5 novembre con La Roba, con Enrico Guarneri e regia Guglielmo Ferro. Grande. Carlo Auteri, grazie mille, complimenti, buon lavoro, in bocca al lupo anche per la tua attività politica. Grazie.